Presentato in Sala Eracle Portoviro il progetto Cultura d'impresa e impresa culturale, una serata all'insegna dell'arte motore di sviluppo del territorio. Iniziativa nata dalla collaborazione tra diversi enti di formazione, ASCOM, Eduforma, Job Center. Progetto finanziato dalla Regione nell'ambito del DGR 1643/22, ha l'obiettivo di valorizzare gli ecosistemi culturali del territorio veneto. Chiediamo all'assessore Valeria Mantovan il ruolo della cultura nel Veneto e soprattutto nel Polesine. La cultura oggi deve essere vista come un compartimento non stagno, ma come un qualcosa che si interseca con altri settori della nostra vita quotidiana, come ad esempio l'imprenditoria. La cultura è in grado di creare ricchezza, è in grado di creare crescita individuale, sociale e soprattutto inclusione. Noi dobbiamo puntare su una formazione continua e di alta qualità per permettere alle persone innanzitutto di crescere a livello professionale, ma soprattutto per in qualche modo rendere poi le nostre imprese, i nostri settori produttivi strategici e competitivi. Anche da qui riparte il Polesine, ma il Polesine è già in corsa da tempo.